In clinica spesso arrivano non solo cani e gatti, ma anche animali esotici o non convenzionali. Ne parliamo con il dottor Antonino Marcianò, che è proprio esperto, no, di questa tipologia di animali che non sono tanto diffusi, ma nelle nostre case cominciano a vedersi insomma, animali diversi da cani e gatti, quindi partiamo da ricci, Sì. tartarughe, furetti, pappagalli e non solo. Allora sì, in realtà per animali non convenzionali si vanno ad identificare tutti quegli animali sia esotici che selvatici, sia i cosiddetti animali da fattoria, che oramai ci vengono portati a visita anche in strutture come questa, quindi non soltanto in campo ma anche qui, come caprette, galli, oche, coniglietti. Il problema è che prima si sapeva veramente poco sulla sua gestione, sulla loro gestione e sulla loro medicina. Quindi morivano e così i clienti si scoraggiavano perché non sapevano sempre a chi rivolgersi. La cosa migliore sarebbe addirittura quella di parlare prima col veterinario e poi comprare l'animale, perché tante volte ci si ritrova ad acquistare un animale che poi necessita di cure che per varie possibilità non possono fornirgli. Per esempio animali di cui i proprietari dicono che rimangono di dimensioni molto piccole e invece poi raggiungono dimensioni enormi, altri che necessitano di lampade o attrezzature che sono molto costose e quindi non tutti si possono permettere. Quindi prima di acquistare un animale conviene sempre parlare con un veterinario, con una persona esperta che ti dica se puoi fare questo passo o se ancora non sei pronto. Un altro problema è quello del manifestarsi delle patologie. Purtroppo gli animali esotici sono molto delicati, quindi al manifestarsi tante volte della patologia è ormai troppo tardi e difficilmente si riesce a intervenire. Quindi la cosa migliore, se proprio non ci si riesce a vedere prima col veterinario, prima dell'acquisto, è quantomeno all'acquisto presentarsi dal veterinario che darà subito delle dritte su una corretta gestione. Non sono animali che la maggior parte delle volte riescono a lamentarsi, penso soprattutto ai rettili, non esprimono dolore, non urlano, però magari soffrono in silenzio e arrivano anche a morire. Ci sono degli animali che addirittura per una cattiva gestione cessano totalmente di alimentarsi, arrivano proprio al deperimento organico, o addirittura animali, per esempio tanti carnivori come la genetta, che arrivano all'autotraumatismo, praticamente si divorano delle porzioni del corpo da sole a causa dello stress. Quindi quando bisogna comprare un animale esotico bisogna sempre tenere a mente due cose. Il primo è quello della possibilità di fornirgli una corretta gestione. Il secondo è che l'animale sia nato in cattività. Anche questa è una cosa fondamentale se vogliamo fermare il mercato e se vogliamo fermare, diciamo, l'estinzione delle specie. Consigli preziosi, utilissimi, grazie al dottor Marcianò, noi ci vediamo alla prossima, arrivederci.